Benissimo, care e cari amici che siete qui presenti oggi, buongiorno, buon pomeriggio e buonasera da parte del laboratorio di Santi Mauniti Casa Sardegna Online. Oggi riprendiamo il nostro viaggio che al momento è virtuale e ci conduce nel nostro progetto della Sardegna si racconta Paesi in Movimento. Come abbiamo ribadito più volte, l'obiettivo di questo progetto è la promozione della Sardegna volta a presentare quelle che sono le eccellenze nei singoli luoghi che visitiamo, attraverso le interviste, gli aneddoti, le foto, i filmati, la presentazione di prodotti che con il volto e la voce di chi vive e opera in questi luoghi e di questi luoghi se ne prende cura. Oggi presentiamo il territorio di Seulo e nell'organizzazione abbiamo cercato di costruire un percorso interessante, attrattivo, rivolto a un potenziale viaggiatore intelligente e curioso, che ama le cose belle e le esperienze sostenibili. E questa è l'occasione per scoprire quelli che sono i luoghi della cultura, della storia, dell'archeologia, ma anche delle realtà produttive dei singoli territori, alcuni particolari e tipici nel campo della gastronomia che meritano di essere riconosciuti e diffusi. Alcuni di questi prodotti li possiamo già trovare nella nostra piattaforma Sardatellus, un e-commerce, che è un servizio promosso e sostenuto dalla Fasi. Ringraziamo per la ricerca, l'organizzazione e la produzione di questo evento il Circolo Quattro Mori di Ostia Lido e l'amministrazione del comune di Seulo e tutti i protagonisti che ci condurranno a scoprire questo territorio. Ricordiamo che stiamo trasmettendo questo evento sulla piattaforma Facebook del nostro laboratorio, il gruppo di Santi Mauniti Casa Sardegna Online, e anche in diretta streaming sulla piattaforma TV Ionoas. Sarà poi possibile rivedere la registrazione dell'evento anche nel canale YouTube del laboratorio. Lascio adesso la parola alla facilitatrice Patrizia Salis, che porterà il saluto della Presidente del Circolo di Ostia, Rosa Policarpo. Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Allora, a nome del nostro circolo, la scelta di presentare Seulo è un omaggio a una cara amica, Dora Murgia, che è stata un pilastro per noi, per il nostro circolo. E devo dire che attraverso i racconti di Dora che noi ci siamo innamorati di questo territorio, dei boschi, di lecci, di noci, di noccioli, ma soprattutto dell'elisir di lunga vita. Perché? Perché Seulo è il paese dei centenari, quindi i racconti di Dora ci hanno affascinato a tal punto che ognuno di noi vorrebbe lasciare la sua casetta in Sardegna, io vorrei lasciare le palme, i datteri del Sulcis magrebino e trasferirmi a Seulo. Ecco, e per fare questo viaggio, che è un viaggio virtuale insieme a voi, abbiamo incontrato gli amici dell'Ecomuseo che ci aiuteranno ad attraversare questi paesaggi e ad assaporare le bellezze di questo territorio, del territorio della zona centrale della Sardegna. E grazie a tutti per essere qui oggi. Grazie Patrizia. Prima di proseguire, io inviterei il presidente della Fasi, Bastianino Mossa, per un saluto, se c'è, ma non lo vedo, quindi direi che possiamo passare ai saluti della consigliere comunale Cinzia Murgia di Seulo. Grazie. Grazie a voi. Allora io vi saluto ancora, vi do il benvenuto, ben trovati. Io insomma vi saluto anche da parte dell'amministrazione comunale. Seulo è un piccolo paese abbarbicato sui monti. Vi porto naturalmente i saluti dei 10 consiglieri e del nostro sindaco Salvatore Enrico Murgia. Che dire, io prima di passare la parola ai miei amici collegati dalla nostra sede dell'Ecomuseo, posso solo insomma, anticiparvi il fatto che Seulo intanto è un paese proprio al centro quasi della Sardegna, partendo da Cagliari, quindi dal sud dell'isola a circa 100 chilometri, per raggiungere appunto questo piccolo paesino veramente arrampicato sui monti, che ha dietro di sé tutta la catena maestosa del Gennargentu. È un paese che ha un territorio di circa 58 km quadrati,
con una vegetazione che veramente fa da padrona a tutto questo. Intanto molto antico anche geologicamente, quindi con una presenza proprio già dall'era primaria geologica che rende anche il territorio attraverso poi le ere geologiche veramente molto variegato anche dal punto di vista roccioso. Se lo paragoniamo proprio guardando la carta geologica, questo era anche un discorso molto interessante che facevo giorni fa col sindaco, che è anche un grande esperto da questo punto di vista. Che dire, abbiamo forse allo stato attuale poco più di 800 residenti, naturalmente tante persone poi che si spostano per motivi di lavoro, di studio, forse poco più di 800, poco più di quasi 800 metri sul livello del mare, poi ovviamente con le variazioni a seconda delle località in cui ci si trova. Quindi tutto questo dà vita anche ad un contesto naturalistico con tutte le produzioni nel territorio derivanti dalle varie attività produttive, quindi produzioni alimentari e poi servizi per l'accoglienza di un turista che appunto, come diceva anche l'altra signora all'inizio, è proprio un turista curioso di addentrarsi in un territorio per conoscenze naturalistiche, culturali e ovviamente anche con una storia che passa attraverso i vari periodi, partendo dalla preistoria, quindi dalle evidenze archeologiche neolitiche, per poi passare ai seguenti periodi protostorici dell'età del bronzo, di cui abbiamo 2 nuraghi monotorre che svettano, che sono molto evidenti. E quindi niente, io introduco i miei colleghi anche con una visione un pochino dolce dei nostri dolci tipici, Pichiritus e Pistocus denusi. Poi vi sapranno dire meglio i vari aspetti del nostro territorio i nostri amici dell'Ecomuseo. Quindi vi passo la parola. Grazie. Grazie Cinzia, grazie mille. Io direi che adesso possiamo sentire Patrizia che ci presenterà tutti i nostri ospiti. Grazie Patrizia. Allora, ciao Giovanni. Giovanni è il coordinatore dell'Ecomuseo. L'Ecomuseo è un'istituzione culturale recente, è stata istituita nel 2002, quindi siete giovani, diciamo, e vi occupate prevalentemente di far conoscere il territorio attraverso delle visite guidate. E quindi valorizzando quelli che sono gli elementi ambientali e storici, culturali e soprattutto la geologia, quindi le grotte carsiche, che mi ha colpito molto, no? Le Domus Deianas, dice ma non sono le tombe, dice no, sono le grotte carsiche, e quindi queste bellissime grotte, la meraviglia anche dei monumenti ambientali, quindi poi ci racconterai cosa sono questi movimenti ambientali, ma anche la bellezza del territorio attraverso anche delle manifestazioni che poi vedremo successivamente. Quindi io direi di passare la parola a Giovanni, che così ci accompagnerà in questo viaggio virtuale, in questo percorso. Vedo la nostra cara amica dietro, quella che ci ha fatto innamorare, Bene, grazie Giovanni. Buonasera a tutti. Ciao, come avete appena detto, sono Giovanni, il curatore dell'Ecomuseo di Seulo. L'Ecomuseo è nato nel 2002, ma solamente dal 2004 noi siamo attivi, perché prima era in collaborazione, in concomitanza con quello di Sadari, che è un comune limitrofo. Quindi Seulo è nato nel 2002 e noi ci occupiamo soprattutto per appalto comunale di 3 siti che sono le nostre grotte carsiche, il Domus del Giana di Seulo, un parchetto nel versante più alto del comune che si chiama Savontane Subredi, un castagneto adibito a pranzi, e un rifugio sulla parte più alta del Monte Perdedu, il monte più alto di Seulo, 1334 metri. E grazie a questo appalto noi appunto li gestiamo e ci occupiamo di visite guidate su tutto il territorio. Abbiamo la fortuna di avere 27 km di Flumendosa, per noi il nostro mare fino a poco tempo fa, quindi perché tutti sfruttavamo il fiume come se fosse un mare. Naturalmente
la prima donna è Sastidiosa. Sastidiosa ormai è famosissima. Ci hanno aggiunto appunto questa perla solamente da 4 anni. Gestiamo anche questa in emergenza, soprattutto dopo la pandemia, è diventato più assidua la nostra frequenza. Ci occupiamo anche di ricerca. Grazie alle nostre ricerche sono nate diverse pubblicazioni: il ricettario della cucina tipica seulese, la cartina di toponimi, e tante altre che ce l'abbiamo in cantiere, una soprattutto che poi vi spiegherà il mio amico Pino, e vi dirà cosa sulla longevità, ecco. Altro, ci sarebbe tanto da dire, però ditemi voi se devo continuare oppure... Grazie, grazie, è stato veramente bello questo viaggio virtuale, mi sentivo già dentro le grotte, meravigliose, veramente stupende. Grazie, grazie tanto. Va bene, allora possiamo dare la parola adesso a Pino, Pino Ledda, il genealogista. Brava, ciao. Il genealogista, ciao. Quello che ci parlerà dell'elisir di lunga vita. Adesso ci dà la pozione magica e quindi noi poi tutti siamo già prenotati per venire a bere alle fonti dell'acqua Della lunga vita. della lunga vita. Ecco, Buonasera allora a tutti. il Seulo è il paese dei centenari, vero? È il paese con la più alta percentuale di longevi e quindi è il paese dei centenari. Che ci puoi dire dei centenari? Come si fa a diventare centenari? Che cosa dobbiamo fare? A parte venire a Seulo. Mi riservo qualche minuto prima di darvi la ricetta. Salomè Locci, come mia nonna. Mia nonna si chiamava Locci. Un cognome del sud. Come mai è arrivata fino a Seulo? È un cognome tipico di Seulo. Ah, sì? È antichissimo, è una delle famiglie più antiche. Locci, perché dal sì. latino del luogo è il cognome. Io pensavo che fossero solo nel sud della Sardegna. Vedi? No, ecco, ci sono parecchi ceppi originari di Seulo che si sono spostati nel cosiddetto Campidano, e quindi non escluderei che magari la tua nonna fosse magari... Ecco, mia nonna era del Basso Sulcis. Sì, abbiamo una foltissima colonia di seulesi che prima facevano la transumanza, soprattutto pastori, e alcuni minatori che si sono stabiliti lì dall'inizio del Novecento. Quindi questo ti permetterebbe di avere nel tuo patrimonio genetico probabilmente anche i geni per... Dovendo però venire ogni tanto a trovare Dora almeno una volta al mese, perché non è solo la componente genetica, ma anche tutto l'altro, il contesto ambientale, che favorisce poi la longevità. E quindi Dora ti dovrà ospitare. Vabbè, mi dovrà ospitare, va bene. Almeno un tot all'anno, ecco, giusto per permetterti di arrivare a vivere a lungo. Ecco, a parte gli scherzi, il fenomeno della longevità è un fenomeno complesso, però a Seulo... Devi sposare un seulese. Ormai. Ne abbiamo tanti. Sì. E non so se mio marito è contento di questo. Lo posso proporre. Cosa che propone Dora, io non lo so. Ok, quindi dicevo che il fenomeno della longevità è un fenomeno abbastanza complesso, è sicuramente un fenomeno multifattoriale, e quindi l'espressione della longevità, che a Seulo è più che evidente e certificata soprattutto, è dovuto, ecco, al congiungersi di un fattore sicuramente genetico predisponente, e quindi probabilmente nel patrimonio genetico di chi è nato a Seulo ci sono dei geni probabilmente che, interagendo tra di loro e interagendo con l'ambiente, favoriscono appunto il fenomeno della longevità. Quindi un fenomeno genetico e un fenomeno ambientale cosiddetto epigenetico. Nel fenomeno ambientale possiamo sicuramente immaginare lo stile di vita, l'alimentazione, e tante altre cose che possono contribuire a questo fenomeno. Per quanto riguarda i dati, giusto per avere un'idea,
Noi abbiamo esaminato i dati dal 1866 al 1932. Perché questo lasso di tempo? Nel 1866 inizia il cosiddetto Stato civile in tutti i comuni d'Italia dopo l'unità d'Italia, appunto, e fino al 1932, perché chi è nato nel 32 oggi avrebbe compiuto 90 anni. E quindi ecco, in questo lasso di tempo sono nati a Seulu 2500 individui circa, l'1,5% di questi nati raggiunge i 100 anni. Pensate che nelle zone blu del mondo e anche in Italia naturalmente la percentuale è un centenario ogni 1200 nati. A Seulu sono 1,05 ogni 100 nati. Ecco, questo giusto per avere una proporzione. Di questi 2500 nati in questo lasso di tempo, il 17% raggiunge almeno i 90 anni e il 14,5% almeno gli 80 anni. Ecco, praticamente questi sono dati, a mio avviso, irraggiungibili in qualunque altra parte del mondo. Ecco, quindi, però ecco, essendo un fenomeno destinato a estinguersi come tutti i fenomeni, e lo dimostra il fatto che Okinawa, l'arcipelago del Giappone, dove tra i primi è stata certificata la longevità, il fenomeno ormai è in regressione totale. Quindi questo ci dovrebbe indurre probabilmente a fare tutti gli sforzi possibili per cercare di sfruttare, tra virgolette, al massimo questo fenomeno, sia dal punto di vista pubblicitario per far sì che la Sardegna e Seulu in particolare sia una meta ambita, e soprattutto per la promozione dei prodotti alimentari, soprattutto perché sono sicuramente la base dello stile di vita e dell'alimentazione dei seulesi di oggi e soprattutto del passato. Quindi questo è importante per la promozione del territorio nel suo complesso, in tutto il suo complesso. Allora, adesso vi svelo l'elisir di lunga vita e poi ecco, se volete fare qualche domanda sono a disposizione. Ecco, l'elisir di lunga vita non esiste, esiste solo nella fantasia di chi vuole a questo punto mercificare questo fenomeno, che non è mercificabile, e quindi è un fenomeno solo da approfondire in tutti i suoi aspetti, quindi genetici e epigenetici, ed è sicuramente non esportabile. Ecco, quindi è un fenomeno abbastanza complesso, difficile da spiegare e soprattutto assolutamente impossibile da esportare. Ecco, il fenomeno della longevità potrebbe indurre soprattutto gli studiosi, dal momento che in questo periodo si parla tanto di invecchiamento, essendo il fenomeno dell'invecchiamento abbastanza presente, dal momento che i morti e gli anziani superano di gran lunga adesso i nati e i giovani. Ecco, Seulu potrebbe rappresentare una base scientifica importante, un grandissimo laboratorio a cielo aperto per studiare i fenomeni dell'invecchiamento attivo. Dove se non a Seulu? Ecco, grazie. Quindi se avete qualche domanda sono a disposizione. Grazie Pino, grazie. Grazie. Adesso io ripasserei, se non ci sono delle domande per Pino, qualcuno vuole chiedere, magari no, dopo. Passerei di nuovo la parola a Giovanni Ghiani. Grazie. Nuovo, ciao. E adesso Giovanni ci racconterà un po' quelle che sono le manifestazioni più importanti che hanno sempre come tema l'ambiente, delle specie anche particolari, come per esempio la rosa selvatica, no? La manifestazione di Son Rosa e Sono rose evadenti, rosa di monte o peonia. O peonia. Quindi questa manifestazione si svolge solitamente il terzo fine settimana di aprile e è nata come valorizzazione dei prodotti tipici. Quindi allestiamo tutto il centro storico con i nostri prodotti tipici, e dove non arriviamo noi come Seulu, come seulesi, ci attingiamo ad altre risorse, sempre della Sardegna però, non oltre.
E niente, poi c'è su Casum Filici, la terza fine settimana di luglio, ovvero formaggio con le felci. Il formaggio con le felci è una caratteristica di noi seulesi, quindi Seulo, pastori che avevano pochi capi di bestiame, trasformavano tutto quanto in forme di formaggio. Quando la produzione non era abbastanza per soddisfare una forma di formaggio, si sono inventati questa quagliata fresca adagiata su un panno di lino con le felci. La felce è in odore e in sapore e quindi a strati, e poi veniva appesa, fatta scolare dal siero e veniva consumata in 3 giorni. Pur di non perdere il latte si sono inventati questa manifestazione, di questo formaggio. Sulla falsariga di questo formaggio noi ci siamo inventati la manifestazione, che apriamo sempre il centro storico con i nostri prodotti locali, ma roba da mangiare solamente in questo caso, e da bere. Savasillada a Murigada, prima vi ho parlato di Perdedo, il monte più alto. A Murigada era il termine che utilizzavano, il termine pastore nell'ecomoseo è ridondante perché è imperniato sulle tradizioni agropastorali, quindi ci sono sempre i pastori di mezzo, perché tutti sardi siamo figli o parenti di pastori, e anche noi quindi. Quindi Passillada a Murigada era il termine che utilizzavano i pastori quando portavano le greggi a pascolare nelle ore notturne, perché sfruttavano tutto l'arco della giornata. Noi, grazie a questa, sempre sulla falsariga della Passillada a Murigada, ci siamo inventati una fiaccolata dal rifugio verso la vetta. Se si ha la fortuna di avere una giornata limpida, si riescono a vedere i 3/4 della Sardegna, a parte le spalle, che c'è appunto la Marmora, la punta più alta della Sardegna, tutto il resto si vede. E parlo del mare, quindi dei porti del mare. Nient'altro. Grazie, grazie. Prego, buona Bellissima giornata. l'immagine che stiamo vedendo. Bene, allora io direi che possiamo invitare gli imprenditori e vedere un po' poi come questo paese è riuscito a costruire la propria economia sui prodotti tipici, no? E io inviterei Vilma Ghiani e partirei dalla tessitura, la tessitura che è come dire, l'oro della Sardegna, i tappeti, gli arazzi. Che ci racconti, Vilma? Buonasera, eccomi qua, buonasera a tutti. Che vi racconto? Vi racconto che io lavoro da una vita con questi prodotti. Praticamente ci sono nata in quanto mia mamma faceva la tessitrice. Ho cominciato da ragazzina che avevo 14-15 anni e da allora diciamo non ho mai interrotto, eccetto quando ho fatto i miei 3 gioielli, allora mi sono fermata. E niente, che dire di questa passione, questa passione che poi è anche un'arte, che purtroppo sta scomparendo. Non siamo rimasti in tanti a fare questi oggetti perché richiedono lavoro, lavoro fisico, lavoro mentale, tanta pazienza e tanta passione, perché se non ci fosse la passione a quest'ora avremmo finito da quando, con tutte le crisi che ci sono state. È stata dura e diciamo che non è semplice, però la passione ci fa andare avanti. E niente, ora come ora facciamo parte anche di un progetto che si chiama Mustras e ci sta facendo conoscere abbastanza, diciamo. Abbiamo 2 tappeti alla Galleria Nazionale di Roma, abbiamo avuto un ricevimento, un riconoscimento dall'ADI di Milano e collaboriamo con degli architetti. Quindi diciamo che sta diventando sempre di più un'arte questo lavoro. Non è più il classico lavoro d'artigiani, ma diciamo che si sta cercando di valorizzarlo maggiormente con grandi soddisfazioni, devo dire anche con grandi soddisfazioni. E niente, mi ha trasmesso questa passione mia mamma, ripeto, e la portiamo avanti con una mia collega, siamo in 2, io e Maria Rosa. Abbiamo fatto una società nel 2002 che purtroppo abbiamo dovuto chiudere nel 2014 per la grande crisi che c'era. Poi non ci siamo mai arresi, abbiamo sempre lavorato come hobbiste e ora abbiamo trovato il coraggio di farci di nuovo la partita IVA. E diciamo che si lavora, d'estate soprattutto, il mercato c'è.
E niente, se volete sapere qualcosa di preciso, io faccio tappeti, arazzi, centri, abbiamo varie fasce di prezzo, lavoriamo soprattutto su misura, facendo scegliere colori e disegni ai clienti, quindi lavoro completamente manuale. Telai sempre manuali, non abbiamo niente di elettrico, abbiamo rinunciato anche a questo proprio per portare avanti la tradizione sarda. E niente, se avete qualche domanda da fare sono qua. Grazie, sono magnifici. Mi fanno pensare ai lavori di Maria Lai, stupendi, veramente meravigliosi. Grazie. Grazie. Andremo a vederli dal vivo. Vi Grazie. aspettiamo. Grazie a voi. Bene, allora dopo aver fatto una passeggiata sui tappeti, che dite di mangiare qualcosa? Allora io inviterei Ilaria Caggiari che ci racconta dei dolci tipici, no? Sì, io sono Ilaria, piacere, sono dipendente dell'attività Secci che si occupa principalmente di produrre pane e dolci tipici. Il nostro pane è fatto principalmente di semola e lievito madre, mentre i nostri dolci sono i pichiritus e i pistocus de nuji. I pichiritus sono fatti di una frolla che racchiude un ripieno di mandorle e viene poi glassato alla fine, mentre i pistocus de nuji appunto sono fatti di noce. Qual è la caratteristica principale dei nostri dolci? È appunto l'autenticità e l'esclusività, perché non vengono riprodotti in nessun altro paese della Sardegna. Questo perché i seulesi custodiscono gelosamente la ricetta, che non viene appunto rilasciata a nessuno. A nessuno assolutamente. E niente, la nostra realtà vive ormai da 20 anni e speriamo prosegua ancora così, insomma. Esportiamo i nostri dolci un po' dappertutto, anche all'estero, e insomma sono molto ricercati. Bene, ci hai fatto venire una colina in bocca, io poi... Se non li conoscete dovete assaggiarli assolutamente. Assolutamente. Va bene, quindi o Dora vi ritorna a Ostia con i dolci o non la facciamo entrare al cibo. A questo punto bisogna fare un parco. Va bene. Poi non so. Se volete sapere altro sono qua. Grazie. Allora io adesso invece parlerei dei formaggi di capra e chiamerei qui Michela Carta che ci racconta dei formaggi. Eccomi qua, salve. Ciao Michela. Allora, io sono in rappresentanza dell'azienda di mio marito, la caseificio artigianale Secchi. Veniamo da una cultura agropastorale, comunque come vi diceva Giovanni, Seul è un paese fondamentalmente di allevatori. Da qui abbiamo recuperato le nostre tradizioni. Noi lavoriamo fondamentalmente il latte di capra. Le capre sono degli animali particolari, molto speciali, che amano le erbe più morbide e più saporite. Pascolano allo stato semibrado dai 400 metri di Sastidiosa sino ai 1300 metri del Monte Perdido. Sono un po' emozionata, scusate. Come vi dicevo, questo tipo di alimentazione associata poi al tipo di lavorazione ancestrale che viene praticato qua a Seul e comunque nel nostro territorio, ovvero la lavorazione al latte crudo, permette di trasferire i sapori di queste erbe direttamente sui nostri formaggi. Le capre mangiano le erbe come sarmidda, sumurdegu, sascareria, sulioni, sono tutte piante molto di cui mangiano le cime, molto diffuse nella macchia mediterranea e che, come dicevo, trasferiscono di netto i sapori sui nostri formaggi. Il nostro cavallo di battaglia è il Gran Caprino, sono delle forme che vanno dai 12 ai 20 kg di peso, che hanno una maturazione particolare e che vengono venduti fondamentalmente dalle formaggerie specializzate. Oltre a quello noi abbiamo le classiche forme di formaggio,
quindi fresco, semistagionato e stagionato, e cerchiamo di produrre anche i formaggi seguendo la stagionalità del latte. Quindi d'inverno facciamo le ricotte mustie, d'estate facciamo sugasageru e sugasemurgia, che viene, sugasageru è una cagliata acida che si mangia fresca, che poi viene dopo 4-5 giorni può essere messa in salamoia e trasformata in casemurgia per essere utilizzata poi nella cucina tipica, quindi per produrre ravioli, per fare le minestre estive, e anche mangiata così semplicemente con le patate novelle e il cipollotto fresco. D'estate poi logicamente si produce anche sugasum filigi, quello di cui vi parlava Giovanni, che è il formaggio fatto sulle foglie di felce, che è un prodotto prettamente estivo, quindi viene prodotto da fine giugno sino a più o meno metà agosto, e che viene mangiato come contorno. Ok. Niente, i nostri formaggi, noi stiamo lavorando come azienda già da qualche anno, grazie a Dio stiamo avendo degli ottimi riscontri. I nostri formaggi li trovate un po' dappertutto in Italia, abbiamo qualche formaggeria anche all'estero, tipo la Francia e la Polonia. Ci siamo impegnati soprattutto nel primo periodo, nel periodo della pandemia, ci siamo specializzati nella spedizione dei formaggi direttamente a casa dei nostri clienti, tant'è vero che noi lavoriamo tantissimo con gruppi di acquisto in tutta Italia. Niente, sono da assaggiare e basta. Grazie, grazie. A posto. Grazie, arrivederci. Grazie. Adesso però ci sono anche i formaggi di pecora, vero? Sì, sì. Arriva. Pecora, sì. Poi io comunque devo fare la domanda de su qualcuno me ne dovrà parlare. Di che? Non abbiamo sentito. Su Callude su Grapittu. Ah sì, ecco, che io ho sbagliato l'altro giorno, ma ve lo saprà spiegare meglio sicuramente Marcello. Io mi arrangio, più Michela. Forse Michela, Sugallo su Gravitto è un prodotto prettamente invernale che viene prodotto, scusate non mi vedo, praticamente è la pancia del capretto, lo stomaco del capretto che viene conservato, messo in essiccazione si trasforma, lasciato con il latte appena munto dal cucciolo, si trasforma poi grazie ai fermenti che c'ha naturalmente, si trasforma in questa crema piccante che è una prelibatezza molto ricercata in tutta la Sardegna e anche dai buoni gustai in tutta Italia. Vedi? Ok? Bene. Così come rubo 5 secondi a Marcello, poi mi sposto subito. È un formaggio questo sugallo. È una crema piccante. È una crema piccante. È una crema naturale. Una crema naturale. È una crema naturale, sì. Così come il sugallo viene prodotto, che è un prodotto invernale, c'è anche sugasu marzu. Ah, quello sì, quello lo conosciamo. Non so se lo conoscete, è un formaggio che viene prodotto grazie alla mosca caseina che depone le uova, che lavora, quando si schiudono lavorano sul formaggio trasformandolo in una crema piccante accompagnata da un po' di proteine. Ah, sì. Ok? Grazie. E sono sempre dei prodotti particolari del nostro territorio. Grazie. No, perché questo è veramente particolare. Grazie. Prego. Eccolo. Allora, quindi della pecora chi ce ne parla? Eccolo qui. Voi Marcello, azienda agricola. Allora, la mia esperienza vera e propria è iniziata nel 2010, però a casa c'era sia mio padre, mio nonno, anzi entrambi i nonni, e mio padre che mi ha mandato avanti e continua ad aiutarmi fino a oggi a fare il formaggio, e abbiamo spostato diciamo che le mie pecore all'inizio erano tutte le pecore sarde bianche, ora ho spostato in nere di Arbus, quindi ho fatto, diciamo che si assomigliano maggiormente alle capre, riescono a pascolare meglio nell'habitat seulese, anche se sono un po' più selvatiche rispetto agli altri. Bello. Il latte
dicono che abbia un diverso rapporto grasso-caseina, però ancora non l'ho analizzato seriamente e penso di farlo a momenti, perché sto facendo anche il corso di Casaro e voglio mandare avanti questa attività. Il prodotto è un prodotto genuino, grazie ai pascoli. Io ho l'azienda sopra gli 800 metri e quindi pascono relativamente in alto. Poi non lo so, faccio solo sia prodotto, faccio anche il senza lattosio e basta. Poi l'altro è formaggio normale, diciamo, che non mi viene il nome adesso. Il tradizionale, sì. Bene, grazie. Compreso il ricotta. Grazie, anche questo dovremmo assaggiare. Va benissimo, Grazie. arrivederci. Grazie. Adesso dopo il formaggio un pezzetto di prosciutto ci vuole. È la cosa che io prediligo, pane e prosciutto. Buonasera. Andrebbe prima però. Vero? Prima Scherzo, no, però. Io sono Antonio Moi, salve. Pomodoro e prosciutto. Va bene? Ci vuole un pomodoro di quelli da orto, però non da serra. No, da orto. Buonasera. Buonasera. Sono Antonio Moi. Salve. Salve. Niente, io faccio l'allevatore di suino in prevalenza, no? Quindi ho anche altri animali, però la mia attività principale diciamo che sia il suino, da cui diciamo cerco di estrapolare dei prodotti tipici come si facevano una volta a Seulo, naturalmente, cercando di fare una lavorazione molto artigianale, naturalmente, perché Seulo la sua tradizione del maiale ce l'ha sempre avuta, quindi possiamo vantarci di avere anche una storia un pochino ancestrale per quanto riguarda il maiale, no? Niente, è molto complicata come allevamento, perché per via della peste suina, da come sapete anche voi questo periodo a Roma, conoscete cosa vuol dire il virus della peste suina, a noi ci sta dietro già da 40 anni, quindi diciamo che non sia un bel problema, però diciamo che in Sardegna si sta già risolvendo, quindi speriamo bene che ci possano anche permettere di tirare su, diciamo, un mercato più ampio, portando anche i prodotti da voi in Italia o anche all'estero addirittura. Niente, io faccio dal maialetto dal latte, il classico porcetto sardo che voi chiamate, e poi faccio la trasformazione dei maiali da salumeria. Naturalmente sono maiali che non vengono, diciamo, come possiamo definire, mandati proprio a così con ormoni, no, vengono fatti molto naturalmente. Sono in un habitat naturale, sono in semibrado, perché di più non si può ottenere, perché il brado naturalmente non si può fare, però sono liberi di scorrazzare come vogliono, ruzzolare come vogliono e mangiare ghiande o quello che trovano in natura. Naturalmente ogni giorno vengono integrati e vengono controllati da me o da chi mi aiuta. Niente, cercando di curare abbastanza bene l'alimentazione per dare, diciamo, un giusto apporto di sapore ai prodotti che vengono fatti. Naturalmente l'alimentazione principale è fatta di grano duro, quella classica, quel grano classico che si usa per fare il pane in casa. Poi ci sono le ghiande, le castagne e tutto quanto. Quindi trasformo maiali che hanno una vita media di circa 1 anno e mezzo per cercare di dare, diciamo, un peso idoneo alla salumeria. E niente, quindi faccio tutto quello che concerne la salumeria del maiale, che si tratta dal prosciutto, il prosciutto di spalla, la coppa, la lonza, il guanciale, la pancetta. Naturalmente tutto questo io lo trasformo artigianalmente, cercando proprio di fare tutte le cose che si facevano una volta in casa, no? Come quando si teneva il maiale in casa. Lo faccio un pochino in modo più, diciamo, non posso dire industriale, molto più grande, però
diciamo che ci si assomiglia tanto. Quindi diciamo che posso dire e garantire che sto facendo il prosciutto e i salumi di Seulo alla grande anche. Grazie, ci abbiamo sempre più fame, va bene. Va bene, poi naturalmente noi, dato che il mio prosciutto ancora non può uscire, io vi aspetto qua per così lo possiamo degustare. Grazie, molto volentieri, accettiamo l'invito. Grazie. Ringrazio a voi, siete stati gentilissimi. Grazie. Buona giornata. Grazie. Bene. Allora adesso c'è una sorpresa, vero? Virginia? Sì, eccoli qui. Attenzione. Non ci vediamo. Virginia, salutiamo anche Virginia che è stata... Esatto, Virginia. Virginia, fatti vedere. Sì, eccomi qui. Ciao a tutti. È stata il collante di questo progetto con noi e dobbiamo ringraziarla perché senza di lei non saremmo riusciti a fare questa meraviglia di oggi. Grazie a voi per la gentilezza. Virginia, abbiamo i rappresentanti del gruppo folk Santi Cosme e Damiano, Sonusu e Arregordus. Ecco, vedi? Esattamente. Abbassa un po'. No, aspetta che... Abbassati perché ti vediamo, non ti vediamo tutto. Due parole solo sul gruppo, il gruppo di quanti componenti è? Allora, il gruppo, vabbè, nasce negli anni 80 più o meno. Nel 2006 però diventa gruppo mini folk. Praticamente i nostri parenti, i genitori che comunque erano all'interno dell'associazione ci hanno tramandato a noi questa passione per il ballo sardo e siamo entrati a far parte noi del gruppo folk. E niente. Va bene, siete qua. Bene, allora Esatto. adesso ci fate questa sorpresa e ci regalate i saluti di Seulo con un piccolo ballo. Grazie. Esatto. Grazie. Okay. Pronti? Sistemate così. Si vede? Stiamo sistemando così. Guarda un po'. Alza poco. Oh, sì. Pronti? Sużole maszynizo, bardzo mi zadorał, bardzo mi zadorał. Grazie a tutti per aver partecipato ed essere stati qui con noi.